La svolta arriva alle 21, quando Giuseppe Conte viene nuovamente convocato al Quirinale. Un'ora dopo, il giurista pugliese accetta finalmente l'incarico da premier e di lì a poco presenta i ministri del suo nuovo governo. E così, all'89esimo giorno di tentativi, l'Italia ha finalmente un esecutivo, ponendo fine a quella che è stata la crisi politica più lunga nella storia repubblicana. All'economia, al posto di Paolo Savona, l'economista euroscettico sul cui nome si era arenato il penultimo tentativo, siederà il leghista Giovanni Tria. Savona occuperà comunque un ministero strategico, quello per gli affari europei. La squadra, composta da 18 ministri, tra i quali 6 in quota Lega e 9 5 Stelle, dovrebbe giurare nelle prossime ore.